Ivan Di Girolamo, titolare della cartoleria Battivelli, una delle più antiche cartolerie di Conegliano. Come vivi questo momento, la difficoltà di mantenere aperto o di aver chiuso parzialmente la tua attività, e adesso come vedi il rilancio? Noi abbiamo dovuto limitare l'accesso ai clienti logicamente a una persona alla volta, pur avendo una dimensione importante del negozio abbiamo preferito bloccare l'accesso all'ingresso del negozio, una persona alla volta, e fornire a noi, sentire il cliente di cosa necessita e portargli il materiale senza farlo girare per il negozio per ovvi motivi di sicurezza. Chiusura effettiva del negozio, il primo periodo siamo rimasti chiusi al pubblico, però lavorando tramite internet abbiamo potuto comunque fornire la merce ai clienti spedendo tramite corriere. Da 2 settimane a sta parte abbiamo avuto il permesso di poter aprire 2 giorni a settimana, e con questa settimana invece tutti i giorni. L'afflusso bene o male ce n'è, qualcosina c'è, questi ultimi giorni è un po' più calmo, però vediamo che c'è un po' di movimento. Naturalmente dal movimento di lavoro, dal volume di lavoro che c'era fino a qualche anno fa, adesso le cose sono cambiate per via della crisi economica che c'è. Questa situazione a causa del coronavirus ha ancora più aggravato la vostra situazione di commercianti attivi da tanti anni, perciò avete il metro della differenza tra quello che era il volume d'affari di qualche anno fa a quello che è adesso, perciò dovete fare molti sacrifici anche voi, penso. Sì, logicamente dobbiamo fare anche noi molti sacrifici. Stiamo vedendo come evolvere anche l'attività per cambiare tipologia di prodotti, oltre ai classici per l'ufficio e la scuola e il regalo. Stiamo introducendo proprio in questi giorni qua una novità in merito alla cartoleria che a breve andremo a comunicare. Bene, io ti ringrazio per avermi dedicato questa intervista. Grazie a voi. Ti faccio un in bocca al lupo per l'attività. Grazie mille. E un abbraccio a mamma, che naturalmente sarà in apprensione per l'attività, per vedere come si evolve insomma il futuro. Ciao, arrivederci. Buona giornata a tutti.